Il campo da calcio dei Ferrovieri è una non notizia, nel senso che la notizia che RFI voglia vendere è arrivata anche a noi, informalmente. Adesso cercheremo un contatto con loro, sta di fatto che l'amministrazione su quel campo non intende attuare nessun tipo di variazione urbanistica, quindi per quanto ci riguarda rimane un parco e un campo da calcio, quindi una zona F, tecnicamente così è individuata, e deve rimanere a servizio dei cittadini, dei nostri ragazzi del quartiere dei Ferrovieri. Il sindaco Francesco Rucco non ha mezzi termini e intende dunque subito rassicurare e spegnere qualsiasi timore per quanto riguarda il destino del campo di calcio del quartiere dei Ferrovieri e potenziali speculazioni edilizie. Al primo cittadino avevamo portato le voci dei residenti che avevano espresso forti preoccupazioni per la possibile vendita di uno spazio identitario considerato sacro dai cittadini. In quest'area verde, realizzata nella prima metà del Novecento assieme alle abitazioni destinate ai lavoratori della ferrovia, hanno giocato generazioni di residenti che hanno indossato la gloriosa maglia nero-verde del dopolavoro ferroviario e che avevano dichiarato battaglia. Spero che questa battaglia faccia mantenere il campo. Il campo dei Ferrovieri rappresenta una risorsa per il quartiere, per i giovani, per gli anziani, sia per ricordare e per dare un futuro, una possibilità a tutti di divertirsi, di giocare, di stare in compagnia. Io sono un insegnante di educazione fisica, quindi cosa vuole che le dica? Purtroppo dico che la speculazione rende poco vivibile gli spazi all'aperto, soprattutto per i ragazzi, e quindi E adesso vediamo cosa succede. Il comune, speriamo che faccia delle belle scelte. I cittadini però non sono tanto No, qui. condividono la mia idea. Ecco. Almeno, Se dovesse partire qualche speculazione farete di tutto voi. beh, oddio, nei limiti nei limiti della legalità e della possibilità, e insomma faremo qualcosa, ci opporremo, insomma, ecco. Cercheremo un contatto per vedere se riusciremo anche ad acquistarlo, perché è un campo appunto delle ferrovie, era stato costruito al tempo per i ferrovieri che abitavano nella zona appunto che si chiama dei Ferrovieri, nelle abitazioni vicine. Oggi è un campo al servizio dei cittadini che tale deve rimanere.